Buonasera a tutti, è il nostro terzo appuntamento in streaming. Questa volta incontriamo Don Ettore Cannavera e quindi do il benvenuto caloroso a tutti quanti, a Don Ettore in particolare, che ha accettato molto gentilmente di fare una conversazione con noi stasera su temi veramente importanti. Abbiamo intitolato questo incontro I giovani al tempo del Covid e quindi parleremo di tante cose importanti legate alla presenza, all'esperienza, alle problematiche giovanili, in particolare in questo momento così difficile per tutti. Oggi sta qui con me la nostra amica e nonché iniziale fondatrice del Pungolo, che è Maria Grazia Medda, la mamma del Pungolo. E quindi buona serata a tutti quanti. Buonasera anche da me, a tutti voi che ci seguite. Io come al solito svolgerò il mio ruolo di anima critica pungolatrice e aiuterò Maria Grazia a intrattenervi, appunto cercheremo di porre qualche domanda a Don Ettore che non si farà mancare gli argomenti sicuramente, quindi vi auguro buona visione. Grazie. Allora, grazie a lei Don Ettore, noi sappiamo che lei è sempre molto molto impegnato, però veramente con molta gentilezza ha trovato il momento per dedicarci, un po' di tempo da dedicarci. Quando abbiamo presentato questo nostro incontro così agli amici, alle persone che ci seguono, abbiamo scritto 2 righe su di lei, ma veramente 2 righe perché non ha bisogno di tante presentazioni. Però vorrei ripeterle, quindi Don Ettore Cannavera è un sacerdote, da sempre impegnato nelle situazioni di più alta emergenza sociale, se possiamo dire così, è un insegnante, è uno psicologo, è un pedagogista, ma è soprattutto un uomo che sa affrontare con grande delicatezza e con grande concretezza le situazioni impegnative del nostro vivere, soprattutto della vita dei giovani. E quindi tra i suoi, come dire, incarichi più importanti, tra gli altri ne ha avuti tanti, ma tra i più importanti sicuramente quello di cappellano militare, vero, nel carcere minorile di Quartuccio, e poi è stato fondatore della comunità, insomma, La Collina di Serdiana, e da allora segue tutto un percorso sempre a fianco ai nostri ragazzi. E noi vorremmo parlare di questo e di altre cose, insomma. Innanzitutto vorrei appunto ricordare con lei in che anno è diventato sacerdote e che cosa l'ha spinta a dedicarsi in particolare appunto alle problematiche giovanili. Grazie per questa opportunità, perché occupandomi appunto come cappellano di carcere, come comunità che accoglie ragazzi in misura alternativa al carcere, come dire, io accolgo un po' i fallimenti educativi della società, della scuola, della famiglia, eccetera. Quindi ho sempre più appreso da quello che capita di negativo cosa si dovrebbe fare, perché io gradualmente me ne occupi sempre meno e possa fare altro. Invece mi sembra che sia una fase in crescenza di questi ragazzi che hanno bisogno di essere accuditi. Io sono diventato prete nel 68, mi diceva, e dopo i miei studi fatti a Roma di psicologia e di pedagogia, al rientro mi è stato subito proposto di fare il cappellano in carcere. Ero molto distante da questo mondo, ero anch'io molto polemico con queste istituzioni. Io ho appreso dentro il carcere, addirittura un anno ho scelto di vivere in carcere con i ragazzi, perché allora insegnavo già, io ho insegnato filosofia e pedagogia e psicologia alle magistrali, da allora magistrali. E dentro il carcere ho capito i ragazzi, prima li avevo un po' studiati, letti sui libri. È veramente un invito che faccio a tutti, perché standoci con i ragazzi, riuscendo a leggere quello che non è possibile dire, ma il messaggio non verbale che ho capito dei ragazzi. E in carcere mi è nata l'idea di occuparmi di loro, e quindi le istituzioni, il tribunale e il mio vescovo hanno accettato che mi occupassi principalmente di questi ragazzi, fondando questa comunità. È una comunità che io
ho ereditato dai miei genitori, cioè un terreno abbastanza grande di 10 ettari, e gradualmente ho costruito con l'aiuto della regione sarda. Ecco, la regione ha condiviso questo progetto perché abbiamo fondato questa comunità, che attualmente sono 6 strutture, dove possono essere accolti i ragazzi maggiorenni in misura alternativa alla detenzione, quindi che hanno commesso un reato, che sono stati già processati, condannati, che hanno fatto inizialmente anche già un'esperienza di carcere e che gradualmente dal carcere, attraverso i permessi premio inizialmente, e poi vengono dal tribunale, dal magistrato competente, affidati a continuare l'espiazione penale in questa comunità. Voi pensate che oltre 100 ragazzi che sono passati, ne ho avuto 15 per omicidio, quindi non sono stati ragazzi che hanno commesso banalità, spaccio, traffico, no, che hanno fatto reati gravi. Uno addirittura ha fatto spaccio internazionale di droga. Quindi mi sono confrontato per capire come mai questi ragazzi commettono questi reati, come mai uno perde la vita già da minorenne, quindi quando ha 14, 15, 16 anni, e poi addirittura continua questo percorso di devianza. Perché? Ed è lì che mi sono messo a interrogarmi, a chiedere, e su questo che vogliamo parlare stasera, perché il problema grosso non è della giustizia, è della società tutta. E dico dei genitori, e dico degli insegnanti, e dico di chi fa sport, di chi fa musica, di chi fa teatro, di chiunque ha relazioni con i ragazzi. Si deve chiedere, quando un ragazzo finisce in un carcere, commette un reato, si deve chiedere: ma io cosa c'entro? Ma basta questo titolo del giornale che dice che il ragazzo ha commesso un reato e quindi viene portato in carcere, e lì finisce. Non c'è un'analisi, non c'è una ricerca di capire dove sono le responsabilità. Insomma, il mio slogan: sono nati o sono diventati così? Dobbiamo decidere. Se sono nati, allora d'accordo, mettiamoli in carcere, facciamo una selezione dei buoni e dei cattivi. Ma oggi nessuna scienza psicologica, psichiatrica, sociologica dice questo. Si diventa devianti, si diventa criminali. Io spesso uso addirittura un'immagine molto grossa, che è quella di Dottor Reina. Perché Dottor Reina ha commesso quello? Io me lo chiedo, ma è nato? È colpa del Padre Eterno o del percorso culturale, affettivo, relazionale che ha fatto? È responsabilità del percorso, a iniziare da casa sua. Chiaro, è nato in una famiglia mafiosa, non poteva che diventare mafioso, ma perché è nato in quella famiglia. Quindi ci sono delle responsabilità. Allora noi dobbiamo chiederci, come genitori, come insegnanti, come amministratori, e voi che avete questo impegno culturale, uso proprio questa parola che per me è lo slogan: è la cultura, è la conoscenza. Perché noi sì, nasciamo come individui, abbiamo diritto a crescere, a nutrirci, a diventare grandi, ma quello che manca è diventare persone. Persone vuol dire diventare capaci di gestire la propria vita, la propria intelligenza, i propri sentimenti, l'affettività, la relazione con gli altri. Ed è la cultura, cioè la conoscenza, il capire il senso della vita, il capire il senso delle relazioni. A questo rispondendo, uno non va a cercare nella devianza la realizzazione di sé, perché tutti abbiamo bisogno e diritto di essere qualcuno in questo mondo, di essere dagli altri considerati, apprezzati, stimati. O lo faccio nel cammino sano, culturale, sportivo, ricreativo, musicali, dove c'è qualcuno che batte le mani per me e mi dice bravo, altrimenti lo devo cercare nell'altra strada. Ma perché? Non perché sono deviante, perché nell'altra strada mi dicono bravo, sai rubare, sai spacciare, sai trafficare, sai fare addirittura un omicidio. Bravo. Quindi non sono nati così. Allora la responsabilità principale non è dei ragazzi, è nostra di adulti. E su questo che possiamo parlarne. Certo, anche i ragazzi hanno la loro responsabilità, ma io mi chiedo perché loro agiscono così, e io, e lei, e voi che mi ascoltate
non agite così, non avete fatto delle azioni criminali, non avete fatto delle azioni illegali. Perché voi no e gli altri ragazzi sì? Ragazzi di 14 anni. Ma io ho avuto un ragazzo che a 12 anni andava a rubare, andava a spacciare a 12 anni. Ne so la storia, ne parleremo. Certo, sono parole e considerazioni forti quelle che ci sta porgendo adesso. Per capire un po', no, lei nel carcere minorile appunto col carcere minorile ha collaborato per tantissimi anni. Qual è lì la realtà? Quali sono i numeri? Ci sono anche ragazze, sono solo ragazzi? A che età è possibile? Fino a che età? Cioè, per darci giusto un'idea di quella che è veramente la realtà. Chiaramente parliamo in modo anche sintetico, però io ho fatto il cappellano per 25 anni e ho lasciato in modo polemico, cioè ho detto no al carcere minorile. In contatto con Roma, in un convegno grosso a cui ho partecipato, organizzato dai radicali, ho fatto questa proposta. Il carcere minorile, che non esiste in altre parti del mondo, immaginate, non esiste in Messico. Esistono le risposte rieducative, ma non privazione della libertà. Il nostro carcere di Quartuccio, una struttura nata non per i ragazzi, per i terroristi. Immaginate. Tanto che una volta un ministro che è venuto a visitarlo non è voluto entrare. È un carcere che fa paura appena si entra. Ecco perché io ho assistito a 2 omicidi, 2 suicidi di ragazzi appena arrestati la sera al pomeriggio, la notte si sono impiccati in carcere. È un carcere che ti spaventa appena entri, non è un carcere per ragazzi, non esiste in altre parti d'Italia. Io ho conosciuto anche le carceri minorili, ma molto più accoglienti, una struttura che possa essere capace di relazionarsi. Il nostro carcere di Quartuccio è un carcere terribile come struttura, ma c'è il grande impegno del direttore, degli educatori, della polizia penitenziaria. Ma quando la struttura è così, è difficile. Cosa è avvenuto in questo carcere? Che io quando ho iniziato 25 anni fa c'erano 45 ragazzi. Quando abbiamo iniziato, grazie allora al comune di Cagliari che mi ha aiutato a fare le prime comunità che sono nate a Cagliari prima della collina, allora piano piano anche la magistratura minorile sta, nell'ultimo caso di avanti ieri, un ragazzo di 16 anni che ha commesso spaccio, ma non l'ha mandato in carcere, è mandato in una comunità. Non vado oltre per spiegare. Quindi gradualmente la presenza in carcere è diminuita, tanto che io ho conosciuto un periodo di 5-6 anni fa dove c'erano solo 2 ragazzi. Attualmente ce ne sono 10-12, arrivano qualche volta a 14. Ormai si mandano in carcere solo per reati gravissimi, o uno che pure ha fatto ulteriormente reati, altrimenti la prima soluzione non è il carcere, è la comunità, è quella misura dove il ragazzo può stare con una struttura che deve essere riconosciuta dalla regione, che deve essere riconosciuta dal tribunale, una struttura che dà garanzie educative ma anche di controllo dei ragazzi, dove non si può uscire la notte. A me dopo le 21 nessuno può uscire, uno che ha tentato per un quarto d'ora di rientro più tardi è tornato in carcere addirittura, per dire c'è grande serietà dentro le comunità. Gli educatori devono essere professionalizzati, devono essere laureati in psicologia o in pedagogia, uno in sociologia. Quindi la comunità deve diventare gradualmente l'alternativa al carcere, dove nel carcere, nonostante la professionalità, la buona volontà di chi ci opera, ma non si può lavorare con la privazione di libertà, perché è educare, il titolo di un bellissimo libro di Paolo Freire, educare è pratica di libertà. Quindi il carcere minorile non risponde, non dico a me che sono un prete al Vangelo, è l'articolo 27 della Costituzione, dove dice che la pena deve tendere alla rieducazione. Non c'è il carcere. La parola carcere non c'è in Costituzione, c'è la parola pena. Deve tendere alla rieducazione. Allora mi chiedo, ma il carcere tende alla rieducazione? No. Tant'è vero che chi sconta tutto in carcere, 70% rientra in carcere. Quindi sono i dati che ce lo dicono. La comunità ha avuto una recidiva, un rientro in carcere del 4%.
ma con gente che ha reati anche molto gravi. Perché? La comunità è un percorso educativo, è un percorso di responsabilizzazione, è un percorso dove c'è la possibilità di mettere a frutto le tue capacità, le tue potenzialità. Puoi studiare, vai a scuola. C'è un ragazzo che sta laureando, ci sono ragazzi che lavorano nell'azienda agricola, ogni mattina alle 6 si alzano e alle 7 ci presentano in azienda dove segnano le loro ore di lavoro, vengono retribuiti, pagano la loro permanenza in comunità, un altro aspetto educativo. In carcere paga lo Stato, in carcere non deve pagare, quindi il ragazzo paga, perché la regione Sardegna retribuisce solo gli educatori, cioè i 5 educatori che seguono i ragazzi, ma tutto ciò che si consuma, da quello che si mangia, la devono pagare i ragazzi. Questo è educare. Io ti do lo stipendio, parte dello stipendio lo metti in cassa comune per le spese comuni, gli altri sono tuoi per fare le tue cose, le tue scelte, ti devi vestire, comprare il cellulare, eccetera. Quindi la dinamica è che il carcere non è solo privazione di libertà, ma è privazione di percorso educativo e di crescita. La comunità ti dà la possibilità di diventare uomo, di assumere le tue responsabilità. E per concludere, l'aspetto affettivo. Ma poi un ragazzo di 15, 16, 17 anni vivere in un contesto omosessuale, come risponde ai suoi bisogni affettivi? Perché allora qui i ragazzi 2, 3, 4 mesi si fidanzano? Io oggi avevo qui un ragazzo condannato per omicidio che ha conosciuto la sua ragazza in comunità, si è sposato, ha un figlio già di 12-13 anni che lavora qui da me e alle sue spalle un omicidio. Se fosse rimasto in carcere sarebbe ancora in carcere degli adulti, perché a carcere minorile si sta per il reato commesso tra il 14° e il 18° anno, si può stare fino al 25° anno. A 25, se tu hai un reato grosso e hai tanti anni ancora da scontare, ti trasferiscono agli adulti, a UTA, e lì ti perdi. Ci sono 500, 600 detenuti, dove c'è drogato, dove c'è quello che ha problemi psichiatrici, dove ci sono gli stranieri, dove vai in una cella, dove ci sono altri che hanno più problemi di lui. Come si può pensare che un ragazzo di questa età di 20-25 anni possa cambiare vita? Dentro il carcere uno deve farsi riconoscere. E come si fa a riconoscere? Culturalmente, con lo sport, no, facendo altre trasgressioni, riuscendo a imbrogliare anche lì dentro il carcere l'istituzione. Ecco perché io lo combatto da tempo, lo sto facendo col Partito Radicale a livello nazionale per il superamento del carcere minorile. Ci vorranno anni, ovviamente, ma prima dei 18 anni non si può entrare in carcere. Dicevo prima, non lo può. Un paese che noi consideriamo più indietro di noi, qual è il Messico per queste cose, anche noi dobbiamo arrivare. E cosa si fa? Comunità alla collina. Ce ne sono anche altre in Sardegna, ce ne sono tante in Italia. Si possono tenere in carcere casi eccezionali, persone che sono recidivi all'impegno educativo, però altrimenti non si può dare la risposta carcere a uno che ha commesso un reato. Deve essere l'ultima, lo dicono le leggi, io non so a ricordare tutto il procedimento penale, ma i giudici nostri, questo devo dire a voce alta, che i giudici minorili di Cagliari sono molto bravi, perché quando c'è un arresto, racconto uno quasi banale di un ragazzo che va in carcere a 15 anni, chiamo il magistrato e gli dico: ma come? Questo ragazzo a 15 anni lo tiene in carcere? È il 10° reato. Viveva per strada, la mamma psichiatrica, il padre in carcere, era per strada. L'abbiamo messo in carcere preoccupato. Tu lo prendi? Sì, facciamo la procedura e io lo prendo. Perché lo stesso magistrato capisce che non è il carcere la soluzione. Allora questo vuol dire cambiare la cultura generale, perché la cultura generale è forcaiola, è galera, è anche istintivo, ti rubano a casa, ti rubano la macchina, galera, mettitelo in carcere. Se poi vai a dire quello che ci costa il carcere, uno comincia a fermarsi. Sapete quanto costa il carcere minorile ogni ragazzo al giorno? 600 euro al giorno. In comunità Latina quanto costa? 30 euro. I 30 euro sono lo stipendio che dà agli educatori che devono seguire i ragazzi, perché tutto ciò che loro consumano lo devono avere dalla cooperativa agricola che noi abbiamo, perché sono 10 ettari di terreno,
dove ci sono il vigneto, l'oliveto, gli ortaggi, si vende e vengono retribuiti, segnano le ore di lavoro. Fanno quel lavoro che tutti abbiamo diritto a fare per realizzarci. E uno mi dice, guarda Ettore, guarda questi soldi, prima li rubavo e li spacciavo in 2 giorni, adesso conservameli bene, hanno un altro significato. E allora questo che dobbiamo dare ai ragazzi la possibilità. Perché i ragazzi invece devono realizzarsi per strada quello che sta combinando, l'occasione di quell'intervista, per fare tutte queste cose negative, gravissime? Ma perché sentono il bisogno di essere dagli altri visibili, riconosciuti, esisto. O mi fai fare il bene o faccio il male. Perché io sostengo che la terza via è quella peggiore, il suicidio. Perché non se ne parla neanche giustamente, ma ci sono i cosiddetti ikikomori, che è un termine giapponese. Cosa vuol dire? Quelli che si chiudono in se stessi, chiusi a casa, in camera loro, neanche escono, mangiano in camera loro. Ormai abbiamo capito che la necessità, il diritto fondamentale di ciascuno di noi è realizzarsi, è essere qualcuno. Tu gli devi dare l'opportunità. Con la pandemia sta venendo meno questa opportunità. Non si possono chiudere le scuole. Chiudi le scuole, prendi un'altra alternativa. Altrimenti fra 2, 3, 4, 5 anni vedrai che problemi grossi. Non ci sarà la pandemia, ma ci sarà più delinquenza. Perché i ragazzi che oggi hanno 13, 14, 15 anni non li puoi tenere chiusi in casa. Perché è l'età in cui da genitore mi devo liberare, in cui mi voglio realizzare con gli amici, con gli altri. O me lo trovi nell'aspetto positivo, culturale, scolastico, ricreativo, sportivo, teatrale, che mettiamo fuoco con gli altri, che mi guardano, bravo, sai fare il furto, sai bruciare quella macchina, sai picchiare quella persona, non sono delinquenti, non sono devianti, lo diventeranno se non gli dai altre possibilità. Ecco perché la pandemia ci sta dando questa grande opportunità della responsabilità che abbiamo tutti come società, tutta, non lo sto prendendo solo con i genitori, perché se un tempo l'educazione era scuola-famiglia, come quando ero ragazzo io, oggi non è più scuola-famiglia, è scuola-famiglia, ente locale, società tutta. Lo è la chiesa, lo è l'attività sportiva, l'attività culturale e ricreativa. Oggi il 10% nell'adolescenza la famiglia incide, fuori il 90% è fuori da casa, altri 10-15% è la scuola, l'80% è la società esterna. E quello che noi non gli diamo diventa la strada. O tu, ente locale, comune, regione, crei e stanzi delle risorse finanziarie e delle persone preparate a seguire questi adolescenti, altrimenti dovrai continuare a fare comunità, a fare carcere, a condannare tutte queste cose, perché devianti non sono nati, sono diventati con la nostra responsabilità, anche la loro, ma anche la nostra. Sì. Allora, quindi in pratica lei dice che l'istituzione carcere tradisce quella che è la finalità dell'articolo 27 della Costituzione, cioè la pena che deve tendere alla rieducazione del condannato, perché privare le persone degli affetti, della libertà, non favorisce cioè il potenziamento di quelle che sono le loro inclinazioni, di quello che loro devono, il contesto in cui loro devono affermarsi, insomma. Invece la comunità è un ambiente più favorevole perché appunto gli fornite istruzione, gli fornite una rete in qualche modo affettiva, familiare e lavoro anche. È una famiglia. Io vivo con i ragazzi. Io con i ragazzi ci sto. Finito l'incontro, con la cena con i ragazzi, dormo con la camera vicina a quella dei ragazzi. Cioè, capire che c'è un adulto che non può essere in un carcere. Mi capite? C'è il carcere, gli educatori, il direttore, fanno le ore di servizio e vanno via. Io l'ho sperimentato perché un anno ho voluto conoscere il carcere vivendoci dentro. Cioè avevo la mia camera dentro il carcere, per cui ci giravo durante la notte a capire qual è la dinamica dei ragazzi del carcere. Il carcere non può essere educativo. Ripeto, nonostante tutto lo sforzo che fanno gli operatori dentro il carcere, che conosco benissimo, ma è la struttura in sé. I ragazzi si fanno i 3 puntini qua, non vedo, non sento, non parlo. La legge del carcere è non dire, è non vedere, è non parlare.
È successo questo incendio, io, dicono i ragazzi, io li ho visti, ma io non c'entro niente. Educa alla falsità, educa, quando qualcuno deve essere accusato, tenta di negare quello che ha fatto. Quindi questo dobbiamo culturalmente, voi anche lo potete fare gradualmente, facciamo più comunità. Non sto dicendo di lasciarli a casa, perché evidentemente c'è un problema familiare, che non sono in grado, per tante difficoltà, di seguire gli adolescenti. Perché quando si diventa adolescenti, chi è mamma mi capisce cosa vuol dire a 9, 10, 11. Il ragazzo tende, no? Quello che si chiama la desatellizzazione, esce fuori dal circuito familiare e bisogna aiutarli ad uscire. Ma dove vanno ad uscire? Nei gruppi devianti. E allora perché non ci sono i gruppi che invece sono capaci di realizzarli, di dare loro la possibilità di mettere a frutto le loro capacità. Sai fare attività manuale? Vieni in campagna, musicale, artistica, ricreativa. Ecco perché lo dico alle istituzioni, bisogna spendere, finanziare su questo. Scusate, ma se ci costa 600 euro al giorno un carcere, perché non li mettete fuori per non andare poi in carcere? Ogni comune deve sapere dove sono i vostri ragazzi, dove sono i vostri adolescenti, per strada, in un bar. Se sono soli, stanno andando a fare sciocchezze, ma istintivamente, perché hanno bisogno degli amichetti che devono applaudirli. Allora, tu comune, tu ente locale, tu sindaco, tu assessore, devi far sì che i ragazzi, non tutti, ma il 90% dei tuoi adolescenti siano impegnati 2 ore, 3 ore al giorno. Poi proseguiranno a casa, avranno dei compiti da svolgere. Ma oggi che non vanno a scuola, dove vanno? Dove si trovano? Li tieni chiusi in casa? Non fa per un giorno, 3 giorni, una settimana, ma poi usciranno. Ecco perché è una grossa occasione di ripensamento delle nostre responsabilità educative, di tutti, dalla famiglia alle istituzioni, ai comuni voglio parlare, all'assessore ai servizi sociali. Non basta che io mi occupi del ragazzo problematico che viene da me, assessore, cosa posso fare? O che c'è un problema economico, come posso aiutare la famiglia? Il primo dovere sono i nostri ragazzi. Questo lo dico spesso con i sindaci. Scusa, tu in comune hai da preoccuparti dell'acqua, delle fogne, delle... Ok, ma qual è il bene più prezioso di una comunità? Non sono i bambini. Qual è la tua comunità di Serramana fra 10-20 anni? I ragazzi di oggi. Sono di loro che ti devi preoccupare prima di tutto. Poi delle altre cose, lascia perdere se la strada non hai soldi per metterla a posto. Ma non puoi privarli di un diritto all'educazione, del diritto alla crescita culturale, del diritto alla affettività, del diritto alla sessualità. E se dovessimo parlare di sessualità, ci vorrebbe un'ora. Scusate, tutti l'abbiamo vissuta da 8, 9, 10 anni proprio della sessualità. Dove apprendono il problema dell'educazione sessuale? Per strada. Chi è la famiglia? Ha difficoltà la famiglia, non può farlo in quell'età. E chi sono gli educatori che si occupano di questi ragazzi? Che fanno sì che possano crescere in modo sano tutto l'aspetto sessuale. Ecco perché è il problema oggi che la pandemia sta mettendo in evidenza. C'era anche prima il problema, ma adesso sta diventando più grave. Perché almeno prima la scuola, alcune ore le passavano a scuola con i compagni. Quindi la relazione c'era con i compagni. Ma adesso non potete andare a scuola, non c'è quella relazione, la devono cercare. Ma non è una relazione sotto controllo dell'insegnante che educa anche i ragazzi in una classe per quello che può succedere. Ma per strada non c'è l'adulto che aiuta questi adolescenti a capire qual è il comportamento positivo per loro stessi, per il loro benessere. Ecco perché stiamo vivendo, e giustamente mi fa piacere che un'associazione come voi vi state preoccupando di questo, ma deve essere allargato a tutta la popolazione, a iniziare dalle istituzioni comunali, dalla scuola, dalla famiglia, dalle attività che ci possono essere. Ci sarà sport, ci sarà teatro, tutto quello che c'è a Serramana. Incontriamoci tra quei 4-5. Cosa facciamo per i nostri ragazzi? Cioè per la nostra Serramana che sarà fra 10 anni. Sono ragazzi che oggi hanno 10, 12, 15 e di questi o vogliamo andare poi a trovarli in carcere o in una comunità con tossicodipendenti? Ecco l'interrogativo. Ecco perché non basta dire allarme perché uno si droga o perché si droga perché tendiamo alla droga. È una fuga
è una ricerca di realizzazione di sé nel negativo, perché io non glielo dato nel positivo. Non parliamo però della droga, che è ancora un altro capitolo più impegnativo di cui io mi occupo. E non è che ci si droga per piacere, ci si droga per, come dire, uccidere la noia, oppure farsi riconoscere. Io mi raccontano i ragazzi, il primo spinello l'ho fatto, perché altrimenti il mio gruppo non mi accettava dentro il gruppo se anche io non facevo lo spinello. L'ho fatto e stavo per affogarmi, però ho fatto il film. Perché il primo bisogno è essere accettati, essere riconosciuti, essere apprezzati, essere stimati. Tu esisti, caro ragazzo. Invece oggi i ragazzi non si vedono più, quelli che incontriamo per strada neanche ci accorgiamo. Prima ci si salutava, ci si incontrava. E chi ne è questo? Boh? E chi ne è? Filabile studarli. Allora, chiamiamo a cari genitori, sto parlando ai genitori, agli insegnanti, al comune. Sono il bene più importante di Serramanna, i vostri ragazzi, le vostre ragazze, maschi e femmine. Bene, non lasciatemi parlare troppo. Dai. Ascolti, lei sta parlando di strategie educative, no? Che sono fondamentali nell'approccio ai ragazzi. Io sono un insegnante. Nella mia situazione anche scolastica spesso abbiamo dei ragazzi che provengono dalle case famiglia, comunque che hanno un passato molto vicino alla devianza. Quali sono secondo lei davvero, detto in pillole, proprio nella, insomma elencandole, quelle 2, 3, 4 strategie educative che magari anche i suoi educatori hanno già messo, come dire, stanno portando avanti, sono valide, possono essere ripetute anche in un ambiente come può essere quello scolastico? Io lo potrei raccontare a fondo perché ho fatto l'insegnante per 30 anni. Sì. Ho iniziato inizialmente a lettere in una scuola media, appena vinsi il concorso, poi ho vinto il concorso per filosofia, psicologia, pedagogia. E qual è stata la mia esperienza? Dice, parliamo delle gravi conseguenze. Allora, come intervenire per eliminare le cause. Sì, stiamo leggendo una domanda, c'è una domanda, gliela porgiamo dopo. Stiamo leggendo quello. Sì, prego. Cerco di essere sintetico. Sì, sì. A scuola, noi insegnanti siamo stati preparati, poi lei che è insegnante mi capisce, a insegnare sotto l'aspetto della didattica il contenuto. Io quando ho fatto il concorso, per esempio, per insegnare filosofia, non mi hanno chiesto come porto la filosofia, mi hanno chiesto, cosa pensa Kierkegaard, Kant, filosofo? È un errore, certo che la devi sapere, ma la cosa più difficile è la metodologia che non hai. Cos'è questa metodologia? A mio avviso è il problema dell'ascolto di quello che il ragazzo, l'adolescente soprattutto, sta attraversando in quel momento. Se io mi metto a parlare di grandi filosofi, in quel momento arriva in classe dopo aver bisticciato con i genitori, puoi capire se ascolta che io parli di filosofi, che parli di Tigri, Eufrate, tutta la storia della geografia. La scuola deve partire dal vissuto del ragazzo. E c'è stato un grande pedagogista a fare il lungo, Paolo Freire, che dice che la scuola è una scuola depositaria, dove pensa di mettere nella testa del ragazzo tutto il deposito culturale. Più ne sa, meglio è. Se lo sa tutto, 10, altrimenti 8 e così via. Quando abbiamo fatto l'esame di maturità mi hanno chiesto quanto sai di storia e di filosofia. Invece no, non è depositaria, è problematizzante l'educazione. Cioè, tu devi partire dal problema. Se tu hai in classe un ragazzo di 10, 11, 12, 18 anni, devi capire che problema sta vivendo. Come lo capisci? Ascoltandolo. Ascolta, io entro in classe. Come state, ragazzi? Avete sentito cosa è successo a Serramanna l'altro giorno? Ma l'insegnante mi dice, ma io devo fare il programma. Ma il programma è questo. Avete visto che a Serramanna ieri 2 ragazzi sono stati arrestati, hanno bisticciato droga, eccetera. Ragazzi, ne parliamo. Questo è il momento educativo. Allora, partendo dal problema che il ragazzo sente, cosa è successo a casa tua? Mi sa che hai qualche segno di qualcuno che ti ha picchiato, hai qualcosa. Ecco che bella è un'azione di gruppo,
Purtroppo le classi sono un po' grosse, perché io parlo di 10-12 classi, di 12 alunni, abbiamo classi di 20-25, purtroppo, dove si crea una dinamica educativa, che vuol dire la relazione tra me, educatore, insegnante e il ragazzo. Quindi quello che la scuola deve fare soprattutto è l'ascolto del vissuto emotivo del ragazzo. A delle emotività arrivi all'intelligenza, apprende. Allora lo studio può farlo anche successivamente a casa, ci saranno anche momenti in cui i ragazzi sono più sereni e possono insegnare, ma la scuola, ma ce lo dicono, mi sembra che le riforme della scuola media, prima che fare insegnamento è educazione, prima che apprendimento, educazione, soprattutto l'adolescenza, quando il ragazzo viene da una famiglia che è problematica per tutti quando si è adolescenti. Perché quando si è adolescenti a 10, 11, 12 anni, io mi voglio liberare dai genitori. E se non trovo un altro adulto, come l'insegnante, che mi aiuta in questa crescita, in questi problemi che sto vivendo, perché in questa età i ragazzi sono incasinati emotivamente, permettetemi. Quindi l'insegnante è un'occasione ottima di trovare un altro adulto con il quale il ragazzo può parlare. Sapete quali sono stati i momenti più belli della mia scuola? Quando finita la lezione i ragazzi dicono: professore, vorrei parlarmi, mi può aspettare fuori? Sapete che io ho passato ore finite le lezioni con dei ragazzi? Mi è successo questo a casa. Perché cosa hanno capito durante la lezione? Che io ero disponibile all'ascolto e non alla condanna. Non a dire zitti che c'è il programma. Il primo programma siete voi ragazzi, il vostro vissuto. Ecco perché molte volte mi sono scontrato anche con colleghi, ma anche col preside. Il programma l'hai finito? Sì, il programma educativo. E culturale verrà, c'è tempo. Ma anche io che ho fatto il liceo classico, mica ho appreso la filosofia di Aristotele, Kant quando era a scuola, l'ho presa all'università, non ne capivo niente. Cosa capivi a 15-16 anni di filosofia? Era più importante l'aspetto educativo. Ecco perché la scuola, in quel momento dove il ragazzo proprio si libera dai genitori, deve trovare un altro adulto. Ed è a scuola che può trovare questo adulto, perché l'insegnante è una persona preparata non solo culturalmente, ma pedagogicamente, capace di ascoltarlo il ragazzo, di capire, di dargli un consiglio. E il ragazzo cosa succede? Si sente accolto, mi ha ascoltato. La professoressa è stata con me mezz'ora, anche dopo è stata con me ascoltata. Di questo hanno bisogno i nostri ragazzi, di noi adulti, che non li condanniamo, che non li giudichiamo. Se a me vengono ragazzi, quando i genitori mi ricordano, mi hanno detto, siamo preoccupati che ha fatto lo spinello. Io sento ragazzi, mi ha fatto lo spinello, e come buono, ti è piaciuto? Sì, signore, non può subito condannarlo. Deve dire sì, poi ne parleremo più avanti. Al secondo incontro, ma tre volte non lo giudico per niente. Se ti è piaciuto, come lo fai? Stai attento che non ci siano porcherie in mezzo. Gli insegni a farsi quasi lo spinello. Ma gli ho creato la relazione, ha avuto fiducia in me, per cui il secondo incontro ho cominciato a parlarne degli effetti dello spinello. Certo. Quindi lo stesso avviene per noi genitori, per noi insegnanti, per noi educatori sportivi. Bisogna, ragazzi, ascoltarlo, non le parole, le emozioni. Aiutarlo a esprimere ciò che sta sentendo, perché gli è molto difficile. Lui non ha ancora il linguaggio, le parole che abbiamo noi per dire cosa sente. Sono innamorato, mi piacerebbe quel ragazzo, quella ragazza, mi è successo questo, non voglio questo, problemi sessuali, ho avuto una masturbazione, mi è successo questo. Con chi ne parlano? Tra di loro. Ai miei tempi, anche io queste cose le ho scoperte con i ragazzi per strada, ma per la mia povera mamma, 70 anni fa, non era in grado di. Oggi no, l'educatore deve essere in grado di fare educazione ad ampio raggio, non solo culturale, ma anche emotivo, affettivo, sentimentale, dove la sessualità in quell'età entra in gioco fortemente. O lo fai tu o lo fa la strada. Quindi la realizzazione di questi ragazzi può avvenire. Ci saranno ancora qualche devianza, ma oggi sono troppe le devianze, perché non è preparata nella scuola, nella famiglia, nell'ente locale, negli sport, non siamo preparati. Pensiamo solo di fare, ma non di cogliere le dinamiche interiori che il ragazzo sta vivendo.
Per cui poi vengono accolti in carcere. Per finire, perché quando li arrestano in carcere, io perché potevo andare in cella, da loro mi sarevo in cella con lei, sul letto con loro. E dicevo, ma che l'ha arrestato? Sì. Ah, non mi interessa il reato che hai fatto. Ah, non glielo dico, su Vredi, su Vredi. No, non dimmi di che famiglia sei, cosa fai, sport. Non mi interessa il reato. Voglio conoscere un po' della tua vita. Ah, comincia a raccontare. Se invece io le punto il dito, come avviene in un tribunale non può che fare questo. Hai commesso un reato, ti mando in carcere, è finita la storia. E in carcere sei impiccato, è finito. Invece hanno bisogno di essere ascoltati da qualcuno. Qual è stata la tua vita? Come stai? Cosa ti succede? Hai fatto un reato? Ah sì, come? Con chi? Fa niente. Lo devi subito diminuire di importanza. Poi entri piano piano. Se non vuoi subito giudicare e condannare, è chiaro che si chiude addirittura negando se stesso col suicidio. Mi fermo. Sì. Io vorrei osservare che per chi come noi opera nell'associazionismo, cioè noi crediamo moltissimo anche nel valore appunto di coesione che creano le associazioni culturali e anche per i ragazzi. Per esempio, io faccio parte di un coro dove abbiamo una sezione giovanile e li vedo come interagiscono, per loro è un'altra famiglia e cioè, proprio, stanno venendo su bene. Io penso che questo, anche quello sia un contesto che favorisce l'autoaffermazione dei ragazzi, che magari è diverso da quello della scuola, però è comunque un contesto sano. Penso che ci sia bisogno di È tante complementare, è complementare, non anche la nostra associazione. Bene, la scuola è quell'aspetto soprattutto di crescita culturale, di conoscenza del mondo, ma lì c'è la relazione lì e mettere a frutto le loro capacità, sanno suonare, cantare, fare teatro. Tutte e due le cose, non basta la scuola. Sto dicendo, dalle indagini fatte ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, lo dicevo prima, l'incidenza educativa è il 10% della scuola, un 10% è della famiglia, l'80% è fuori. Se fuori c'è solo la strada, solo la strada. Se fuori c'è l'attività culturale, il comune che fa questo, l'ente sportivo, i ragazzi andranno a conoscere altri adulti educativi, pedagoghi. Quindi è da complementare. Oggi non basta la famiglia, non basta la scuola, ci vuole il lavoro che fate voi. La vostra associazione culturale è fondamentale per Serramanna. Dovete organizzare le cose anche per i ragazzi, per gli adolescenti. Giustamente, se anche la scuola funzionasse benissimo e fosse una famiglia ottima, non basta. Io ne ho visto un ragazzo, scusate, figlio di due grandi professionisti di Cagliari, potrei dirvi anche il nome perché sono famoso, ma non lo posso dire, marito e moglie, grande, un notaio e lei una grande insegnante. Il ragazzo me lo trovo in carcere. E uno mi chiama, ma come una famiglia così perfetta? Ma non dormettere, ma io non li ho mai visti, mi hanno comprato il motorino, mi davano i soldi, ma erano sempre impegnati. Mio padre rientrava alle 10 di notte, mamma non la vedevo quasi mai perché dopo la scuola doveva aiutare mio padre nello studio. E questo qui cosa ha fatto in via Garibaldi a 16 anni? Ha spaccato una vetrina. Quando gli ho detto, ma non hai bisogno, hai tutto. Così si accorgono che anch'io esisto. Immaginate. E quando è entrato in carcere, sono arrivati i genitori, non li ha voluti vedere la prima volta. Sono passati 3 mesi, come dico, non li voglio vedere. Quindi aveva tutto dal punto di vista economico, stava benissimo, ma non aveva l'affetto, l'attenzione, la considerazione. I genitori non avevano tempo per loro perché avevano troppi impegni culturali e impegni professionali. Avevano i soldi, davano i soldi. No, non bastano i soldi, amici cari. Non date i soldi ai figli, non compensate, hanno bisogno di voi, della vostra relazione. Non potete non avere tempo tutti i giorni di avere quel quarto d'ora, se non anche di più, di stare con i vostri figli adolescenti. E quando cosa è successo? Entrano, sbattono la porta, buttano i libri. Cosa c'hai? Niente, non ho niente. Non ho niente. Basta il gesto. Allora aiutarli a decodificare il linguaggio non verbale, la faccia. Basta vedere la faccia, basta vedere come apre la porta quando entra.
Chiaro che non lo puoi subito attaccare, ma devi essere attento per dargli l'opportunità di esprimere verbalmente ciò che ha espresso non verbalmente. Però chi è che aiuta i genitori a fare questo lavoro? E tu sbatte la porta, finito, cattivo, hai rotto questo, hai spaccato questo, non ti mando più via, non ti faccio più uscire. C'è la contrapposizione, aumenta l'aggressività del figlio. Ma chi, allora un altro pensiero, facciamo una scuola per genitori. Perché non essere a mano? Io qualche volta sono andato in qualche parte a parlare solo con i genitori. Chi è che non basta mettere al mondo il figlio quando è piccolo, di nutrirlo, dargli tutto di cui ha bisogno. Ma quando diventa adolescente, mamma mia, diventa un problema grosso. Se non hai almeno alcune conoscenze fondamentali di come rapportarti con tuo figlio quando ha 8, 9 anni, 7, ti fa le prime marachelle, non puoi essere solo giudicante, non puoi essere solo punitivo. Devi saper ascoltare, capire, intuire, guardare lo sguardo, capire cosa sta vivendo, le prime esperienze affettive, le prime esperienze sessuali. Come fanno a raccontare ai genitori se non si è creato prima una relazione? Che il figlio possa dire, la prima esperienza dello spinello, fai lo spinello. Eh sì, da alcuni, ma i genitori non è parlato, no, dopo quando ha capito che lo spinello non sapeva manco cosa era lo spinello, genitori. Come fanno oggi a non sapere cosa è uno spinello, come funziona la marijuana là? Bisogna istruirsi, perché ragazzi tutti, il 90% dei ragazzi vanno a fare l'esperienza, tu li devi saper rispondere. Credo che oggi non basta solo la cultura che abbiamo a scuola, la cultura fuori da scuola. E quindi devono trovare in noi genitori, in noi educatori, parlare di questo. Faccio questi giorni, quando è possibile, a tavola, di allungare anche di un'ora dopo cena, che se dovesse andare a letto. Quando andiamo a finire di questo, questa è la cosa strana, quando andiamo a parlare di sessualità, di omosessuali, di eterosessuali, sono ragazzi di 20 anni, non hanno le conoscenze abbastanza profonde di questo sport. Contro gli omosessuali. Io da prete difendo gli omosessuali, difendo quelli che fanno questi errori e spiego perché si sono fatti questi errori e tu non l'hai fatto. Allora dico, anche io sì, ho fatto sì una volta, anche io sì. E lì vengono fuori i problemi. Scusate che mi... C'è una domanda per lei. Sì. Sì, allora, una domanda si riferiva a quello che diceva prima, dice, condivido ciò che dici, parliamo delle gravi conseguenze. Possiamo provare a pensare come intervenire per eliminare le cause che portano a questa situazione. Ci riferiamo a quello che diceva lei prima, in qualche modo un po' stava già rispondendo. Questo è di Paolo Manies. Sì. Le cause è molto semplice. Un bambino nasce con tutte le potenzialità, positive e negative. Io uso spesso quell'immagine come fosse una cosa che si può facilmente manipolare, no? E tu la puoi fare come, non mi viene il termine, una cosa molto molle che tu la puoi costruire. Un bambino quando nasce può diventare un grande artista, può diventare un grande uomo, può diventare un delinquente. Da come tu lo manipoli, non in senso fisico, come lo manipoli in senso culturale, spirituale, affettivo. Il problema grosso è che non siamo preparati. No, io che faccio un matrimonio, dico ai genitori, volete sposare? Sì, figli? Figli. Ma siete in grado di dire, guarda che è difficilissimo oggi. Sì, come ha fatto mia mamma? No, non è più quel tempo. E guardate che vi dovete preparare, altrimenti a te, dillo io che sono un prete, non fate figli. Fate l'amore senza fare figli. È una grossa responsabilità mettere al mondo un bambino. E se poi ve lo trovate in carcere, e se ve lo trovate per strada, preparatevi. Facciamo una preparazione matrimoniale. Sì, fate la preparazione matrimoniale per l'amore tra di voi, l'amore di coppia, la relazione. E fate una preparazione a diventare genitori. Chi lo fa? Io lo dico molte volte anche ai miei amici preti, quando fate la preparazione, fate qualche incontro su questo, qualcuno mi ha invitato e l'ho fatto. Cosa vuol dire essere genitori? Cosa vuol dire generare una persona? Perché fisicamente generate un individuo, un soggetto, ma una persona, capacità quindi intellettive, artistiche, manuali, ci vogliono anni.
anni. I primi momenti difficili, voi vi arrendete perché non siete preparati. Non siamo preparati a diventare genitori. Siamo preparati a diventare genitori. Quindi quella domanda è molto importante. Quali sono le cause? L'impreparazione di noi adulti a far crescere in modo sano, armonioso, dove uno sia contento di vivere, dove uno sia soddisfatto delle sue capacità, so fare questo. Qualcuno gli batte le mani e lo apprezza, ma gli devi dare l'opportunità di mettere a frutto. Ce ne sono tanti. Non dice che il mondo funziona male, posso parlare del 20, del 30% che va male, di cui mi occupo io, ma tanti ragazzi si stanno realizzando all'università, si laureano il loro cammino educativo, affettivo, ma molti che si perdono devono andare a vedere com'era la famiglia, com'era l'ente locale, com'era quel comune, com'era quella parrocchia, com'era quell'associazione sportiva, com'era quell'associazione culturale come la vostra. Se a Serrammana succede qualcosa con il ragazzo, anche voi ve lo dovete chiedere. Come mai questo ragazzo si è perso? Come mai è stato denunciato? Come mai è finito nella droga? Se non nella droga pesante, spinella, marijuana? Me lo devo chiedere. Ecco perché ci interrogano i nostri ragazzi, ci richiamano alle nostre responsabilità. In qualsiasi ruolo ci troviamo di questo mondo, dal genitore all'operatore culturale, al politico, eccetera. Io volevo chiederle un'altra cosa, Don Ettore. Quali sono, secondo lei, secondo la sua esperienza, così, le paure più grandi che hanno questi ragazzi, che noi chiamiamo ragazzi un po' in difficoltà, e quali sono i loro sogni anche? Sì, queste paure, questi sogni che si stanno adesso accentuate. Qual è la paura e il sogno? Che abbiamo avuto anche noi da adolescenti, cioè quello di non realizzare la mia vita. Con la pandemia, che si stanno rendendo conto che per esempio il cammino culturale è interrotto, che a scuola non sto apprendendo per potermi nella vita realizzare, che sarà il mio domani? È quello che nell'estremo peggiore può portare anche al suicidio. Quindi la paura dei nostri ragazzi è proprio quello di non intravedere un futuro. Pensate oggi al problema del lavoro, dell'occupazione, non è che si diploma e che si laurea. Che farò? Sapete che io ho trovato un'altra persona che mi serviva nella segreteria, ho lanciato, mi sono arrivati 60 domande di gente anche laureata. Questa gente cosa sta pensando? Come se la sta vivendo? Tant'è vero che molti non fanno neanche più ricerca, non vanno neanche più a proporsi. Allora il problema diventa ancora più importante, più profondo per le istituzioni politiche, la regione sarda, a livello nazionale. Cosa stiamo facendo con questi ragazzi che oggi stanno studiando, che oggi sono a scuola, stanno addirittura laureando? C'è gente che si è laureata e non ha lavoro. Nel mondo di cui io mi occupo, pedagogia, psicologia, soprattutto, io sono laureato, c'è un ragazzo che dice, Don Ettore, ha bisogno, come no, sono già laureato da un anno, sì, ho fatto qualcosina, ma non ancora. Capite che il problema diventa politico, diventa molto grosso. Allora, qual è il bene della nostra comunità? Sono gli anziani, per carità, sono anzi contro quelli che dicono che gli anziani vanno eliminati perché io sono anziano, quindi anche gli anziani possono dare le loro esperienze, ma soprattutto occupiamoci innanzitutto del futuro, che sarà la nostra comunità di Serrammana, della Sardegna, dell'Italia fra 10 anni, fra 15, da quello che oggi facciamo, preparazione culturale, artistica, quello che voi fate, ma non basta il vostro. Voi dovete essere, oltre che fare, dico sempre, dovete avere due cose da fare e nello stesso tempo essere critici verso coloro che non fanno e che devono fare istituzionalmente. Non posso io, infatti sono poi polemiche con la Caritas, con chi fa roba buona. Si fa bene, da mangiare, no. Fallo. Deve essere con uno sguardo, come si dice, doppio. Se aiuto te povero, ma combatto perché non ci sia più bisogno di me per il povero. Perché tutti hanno diritto a vivere dignitosamente, come me, come te. Tu, sì, dammi da mangiare, però deve essere critico con le istituzioni. Io sto dicendo per Cagliari, comune di Cagliari. Ah, lo fa la Caritas, ti do i soldi alla Caritas. No, è tuo dovere istituzionale.
Sai che io non ho volontari che mi sostituiscono, c'è un gruppo di volontari per la relazione affettiva, vengono, possono uscire, vanno al cinema, ma tutta la struttura è su persone dipendenti, solo io sono volontario, ho la pensione da scuola, quindi posso vivere. Però chi lavora qui è un professionista riconosciuto, la regione mi chiede il titolo, deve essere laureato a fare l'educatore, e tutti gli altri devono essere, il bene più prezioso sono questi, i soldi ci sono, è che li usiamo male. Poi c'è tutta anche la relazione gratuita, quello che fate voi, benissimo, deve funzionare il comune di Serramanna, prima di tutto il comune, e quando fai il bilancio, cosa c'è per i nostri ragazzi? Ma ci sono le strade da mettere a posto. Le strade vanno messe a posto per il ragazzo. Vabbè, invece di dire ne fai 8 e fai un'altra cosa, dai soldi anche alla vostra associazione culturale per fare cultura. Se questo, altrimenti spenderemo dopo, l'ho detto prima, quando vanno in carcere. Tanto siccome paga lo Stato, no, paghiamo noi. Però costa così tanto il carcere, 8 miliardi all'anno. E chi li paga? Noi cittadini, aumentano le tasse. Sarebbe meglio spenderli prima questi soldi. È un discorso che ti interroga a parlare del ragazzo. Sulla spiritualità. Sì, anch'io. Dovevo fare la stessa domanda alla fine. Io le volevo chiedere, appunto in questo contesto così particolare come questo che è stato indotto dall'emergenza sanitaria, la Chiesa ha assistito a un ritorno alla spiritualità, a un riavvicinarsi alla Chiesa delle persone, dei giovani in particolare, oppure c'è stato un ulteriore allontanamento, secondo lei? Una bella domanda. Allora, cos'è la spiritualità? Io distingo la spiritualità e la pratica religiosa. Andare in chiesa è la pratica religiosa, cioè vado in chiesa, la messa, cioè vado a partecipare a un funerale, un matrimonio. La spiritualità non è necessaria viverla in chiesa. Io ho degli amici atei che hanno una grande spiritualità. Grande spiritualità vuol dire riuscire a scoprire dentro di te lo spirito. Non è solo materia, è il senso della vita, è l'altruismo, la relazione con l'altro. Anche se ti dichiari ateo, perché io sono convinto che l'ateo non esiste, nessuno può dimostrarmi che Dio non esista. Come è difficile dimostrare che esiste, è difficilissimo dimostrare che non esiste. Alla natura, io dico molte volte con questi amici, andiamo in cima alla montagna, in riva al mare, e nel silenzio scopri la tua spiritualità. Io infatti qui arrivano gruppi il sabato che fanno azione di spiritualità, né messa né prega, tra di loro in silenzio passeggiano qui. Io favorisco molto questo. Poi c'è la pratica religiosa. Pratica religiosa è la condivisione della spiritualità in una pratica religiosa. C'è la messa, c'è il matrimonio, un battesimo, un funerale. Mi trovo con gli altri per questa pratica religiosa. Ma non sempre la pratica religiosa è spirituale. Io sono convinto dalla mia esperienza, ho fatto anche il parroco a Santa Margherita di Pula per anni, che chi viene in chiesa non è automatico che viva anche una spiritualità. Spesso è un senso del dovere che gli hanno inculcato, che la domenica si va a messa. Ascolta, la messa, finita la messa, a sbirri. Quindi tutto, ho fatto il mio dovere. Chiaro che dipende anche da noi preti, in quella messa si devono dire certe cose. A me, quando faccio messe nelle parrocchie, qualcuno dice: "Oh, mi hai detto cose che mi hanno messo in crisi, mi ha fatto ben sai." Allora è una messa ben fatta. Uno se ne va tranquillo, ho fatto il mio dovere, e casomai uscendo c'è un povero che gli chiede l'elemosina e ci giri la faccia. Non hai capito niente della messa. Ma perché sei andata a messa come un dovere tra i tanti doveri che la domenica si va a messa. No, non andate così. Allora in questo momento mi dicono amici preti che c'è anche meno gente, ma non è detto che ci sia meno spiritualità. Secondo me ce n'è di più. Secondo me c'è più spiritualità, perché la pandemia ti sta mettendo in gioco il significato della vita. Ti stai confrontando con la morte, ti stai confrontando con il limite dell'essere umano.
e ti dici, ma io che mi credevo chissà che cosa, perché ho una bella casa, ho i soldi, ma cos'è la vita? La pandemia mi sta mettendo in questione, mi sta dando momenti di solitudine, una solitudine positiva. Molti si lamentano di questa solitudine, c'è quella negativa, ma c'è una solitudine positiva, dove io entro in relazione con me stesso. Ma tutti dovremmo avere in ogni casa un angolo in cui almeno per 10 minuti, 15 al giorno, sto solo con me stesso e mi chiedo, ma che faccio della mia vita? Delle mie capacità intellettive, artistiche, musicali, professionali? Non è un correre. Quindi la spiritualità si sta potenziando a mio avviso, perché il silenzio, la solitudine ti dà l'opportunità. La religiosità solo andare in chiesa, abbiamo assolto il dovere domenicale, fatto la messa e esibiri. No, non serve quella. A meno che ci siano preti, per fortuna in gamba, che li mettono in questione, che partono dal Vangelo e dicono, sì, cosa c'è scritto? La tua vita ha senso solo se c'è in relazione con gli altri. Come sei in relazione con i tuoi familiari, con i tuoi alunni, con le persone che incontri? Quando trovi un ragazzo per strada e vedi un povero, come ti rapporti? Lo scansi? Se uno è al semaforo c'è il poveraccio e vuole comprare che mi vuole comprare qualcosa e io sono uscito da messa e chiudo e me ne vado e scappo. No, devi aprire e parlare, non hai niente da dire, gli dai la relazione, gli dici chi sei, come stai, poi diventa rosso se ne va. Io lo faccio così, mi guardano sorridenti, ciao, non gli dico niente, perché non sono contrario a dare soldi, che non so dove, ma la relazione. Ciao, da dove vieni? Ah sì, vengo da tale posto, vengo e dai, dammelo. Poi qualche volta se ho qualche moneta, anche qualche carta gliela do. Ma la cosa più importante è rapportarmi con loro. Allora, tu che vai a messa, che esci dalla messa, e quando esci c'è il povero lì e tu lo scansi, non lo vuoi vedere, come te se lo andavo a fare? Capite dove il problema questo della spiritualità? Gesù, questo è il Vangelo molto chiaro. Ero povero, ero malato, ero in carcere, ero rifugiato e mi avete accolto. Non ha detto di andare a messa. Si va a messa e poi accogliere. La finalità non è la messa. La messa è andare come dire, ad arricchirmi, a ricaricarmi per accogliere. Quindi è quella la finalità della mia vita spirituale. E quella ce l'hanno molti che non vanno a messa. Molti che condannano gli atei non vanno a messa. Non è quello che conta, non è l'andare a messa. I preti lo sanno bene, non ci verrà chiesto quante messe hai fatto, no. C'è scritto nel Vangelo, ci verrà chiesto quante persone hai accolto, quante persone sei entrato in relazione, non quante messe hai ascoltato. Allora, i funerali sono l'occasione. Io quando faccio funerali sono contentissimo, perché di funerali si riempiono le chiese, no? Perché per solidarietà alle persone sofferenti, è bellissimo. La morte è l'occasione migliore per chiederci il senso della vita. È la morte che ce lo insegna. È il traguardo della vita che mi dà senso alla vita. È il traguardo della corsa ciclistica che dà senso al correre del ciclista. E allora, quando i funerali sono le cose più belle per poterci ragionare, sì, c'è la sofferenza delle persone care, cioè a seconda del funerale, ma se uno per il funerale di una persona anziana, morta a una certa età, io ho fatto i funerali dei miei genitori, tutti e due ultra ottantenni, è un'occasione per fermarsi e chiedersi che cosa. Ecco, allora, spiritualità e religiosità. Se c'è spiritualità senza religiosità può esserci, ma ci può essere religiosità senza spiritualità. Non è detto che tu vai in chiesa e quindi hai una grande spiritualità, non è detto. È un habitus, un'abitudine. Domenico a messa, altrimenti mamma non mi dà pranzo. Però io vorrei fare un'osservazione, però su questo non le chiederò commenti perché non la voglio mettere in difficoltà, ecco. Ci sono appunto, ci sono delle persone che appunto hanno questa forte carica spirituale e che però avrebbero anche bisogno di condivisione, di questi momenti di ricarica, appunto di vivere la liturgia. E nonostante tutto, però, queste persone ancora non sono accolte, e parlo delle coppie di fatto. Cioè, insomma, l'ultima chiusura, cioè, io ci sono rimasta, ecco, perché pensavo che avremmo fatto un passettino più avanti, invece non è stato così. Allo stesso modo io mi inserisco in questa domanda, Donna.
Io su questo ti dico che ho già avuto problemi con le istituzioni. Io sono per i matrimoni omosessuali, io sono per accogliere tutte queste persone che tu dici, e bisognerebbe rifare un altro incontro solo su questo. Ho la mia visione, arrivata a 77 anni come prete, che io non giudico più in base a quel comportamento se sei eterosessuale o omosessuale. Io sono anche per i matrimoni omosessuali. Io sono per la questione che le persone che hanno bisogno, non sono credenti, è la relazione con chiunque, al di là delle sue idee, del suo modo di pensare, della sua posizione culturale. Ma sapete che mi hanno regalato una casa a chi? Dirigenti del Partito Comunista di un tempo, erano anziani, insomma. E cosa scopre? Tutti i libri di Marx, tutto in comunità. Per me sei diventato comunista. Certo che sono comunista, anche Gesù era comunista. Sta facendo cioè, tutto in comune. Comunista non sta pensando al partito, alla condivisione, al comune. Allora, tutte queste persone, cosa dicono? Vanno accolte in chiesa, quelle sposate, quelle che sono risposate, separate. Ma ce lo sta dicendo anche questo Papa. Questo Papa ha una grande apertura, infatti ha lotte interne. Io sono per la possibilità di far sposare anche infatti una donna che è stata abbandonata dal marito. Ha instaurato una paternità e tu non la sposi in chiesa. Ma stiamo scherzando. L'amore è sovrano. Ce lo dice San Paolo che Dio è amore. Tutto quello che noi dobbiamo fare è amore. Amore che vuol dire sentimento, vuol dire accoglienza, relazione, al di là delle idee. Noi qui possiamo avere idee diverse, politiche, ma qui abbiamo tutti lo stesso bisogno nel cuore. E Gesù ha parlato al cuore, non ha fatto distinzione. Scusa, non ha parlato con la Samaritana, chi non era accolta dai giudei. Ricordate quelle scene? Gesù che parla con la Samaritana, che era contro, ha accolto la persona, non le idee della persona. Non possiamo noi come Chiesa dividere credenti, non credenti, sposati, non sposati. Tu come persona. Ci saranno le regole della convivenza, si vedono, certo, tutto da studiare, ma innanzitutto la persona. È vero. Io sono per l'apertura, gli omosessuali. Io sono anche per il matrimonio ho amici, non qui in Sardegna, nel continente, a Pinerolo c'è un prete amico che fa i matrimoni per omosessuali, condannato, perché non si può. Io non ho mai fatto i per omosessuali, non mi è capitato. Però in teoria mi chiedo perché no. Perché il Papa ha avuto qualche frase di apertura, è una cosa difficile, povero Papa, in questa Chiesa. Lui ha queste idee, ma capisce cosa c'è dentro la nostra Chiesa ancora di attaccamento alla cultura, a tutte le cose del passato. Però noi dobbiamo, voi soprattutto laici, dovete aiutare le persone ad aprire la mente, che la cosa più importante è sempre la relazione, l'amore, l'accoglienza, dopo le idee. Ma io sono di questa posizione, dopo. Ma le due persone che si amano e ti chiedono la benedizione in chiesa, come fai a non darla? O io faccio battesimi di ragazze madri, di qualcuno che il loro parroco gli era negato purtroppo. No, sai, oppure di due che non sono sposati, una ragazza che ha avuto con un compagno che ha sposato e divorziato e non li battezzi bambino, ma stai scherzando? Il bambino. Ma tu fai anche pagare al bambino il percorso dei genitori. Il bambino non è un atto di amore tra due persone che sono amate, in una relazione sessuale e nasce il bambino. Sta il bambino innanzitutto, poi sta il genitore, padrini, ma i padrini non sono padrotte. Serve arrivare a questa apertura e se la manna c'è. Ma il parroco è Don Pes, una Sì, Giuseppe. Giuseppe è un compagno, siamo stati ordinati insieme. Sappiamo. È un uomo, non so titolo di apertura a queste problematiche, ma una persona buonissima. Cioè, è molto disponibile. Don Pes è nel nostro cuore, cioè noi vediamo. Molto ben voluto. Sì. No. Bella persona proprio. Sì, Le leggo un'altra domanda, sempre di Paolo Mannias, che dice: non sarà questo sistema, i valori disumani, non solidali, di sopraffazione, che negano la dignità, che sono da cambiare radicalmente?
Ha capito bene. E come si cambia questo sistema? Quello che qui abbiamo detto fino adesso, i nostri ragazzi. Io, mia mamma, quando mi diceva certe cose che io non condividevo, l'ascoltavo ma lasciavo perdere. Quando ho fatto la messa del 30° di mio padre che era morto, mi voleva dare i soldi. Ho detto, mamma, ma come fai a pagare la messa? Chi non piglia su di me mi sono ballidi. State faccio vai a subire i decreti. No, mamma, non c'entra niente. Sono stato zitto, ovviamente, poverino, avevo 84 anni. Allora, attenti, non me la posso prendere con queste persone tipo mia mamma. Bisogna lavorare sui ragazzi, sui giovani, perché ha ragione quello che ha appena detto. Bisogna cambiare gradualmente. Voi, struttura culturale, associazione culturale, già aver fatto questo incontro, ma ne farete tanti altri, chi vi ascolta comincia a pensare, ma forse è la cosa, ma che io quando vado in giro partecipo per esempio agli incontri con gli scientologi, che sono completamente diversi da me, ci vado. Mi pongo certi interrogativi che prima non mi ero posto. Vado dai radicali, collaboro con i radicali, hanno posizioni anche contro la Chiesa, ma li ascolto, in alcune cose sono d'accordo, sul problema delle carceri. Bisogna ascoltare tutti. Nella nostra testa bisogna farlo funzionare, non fermarsi a quello che abbiamo appreso in famiglia e a scuola. Bisogna continuare a crescere, liberarci. Finisco con un bel pensiero di Garaudy, Roger Garaudy, che era un dirigente del Partito Comunista francese, di cui un libro molto bello, dice che noi nasciamo vecchi e diventiamo giovani. Nasciamo vecchi perché ci danno tutta quella cultura di prima, dei nostri antenati, no? A scuola, di cui man mano ci liberiamo. Quando abbiamo 40, 50, 60 anni, l'abbandoniamo e diventiamo giovani. Diamo spazio a noi stessi, in funzione della cultura che la scuola ci ha passato. Posso chiederle un'altra cosa, così brevissima? Secondo lei la Chiesa accetterà, darà spazio, darà accesso anche alle donne? Non so, nel diaconato, in altra cosa, altri aspetti della vita. Sta facendo cose bellissime fuori. No, dove è andata a San Dhabi, dove sono stato anche io per altri motivi, ma dentro la Chiesa non sta facendo. Una cosa che probabilmente domenica uscirà una lettera che ho scritto al Papa e l'Unione Sacra la vuole pubblicare. Se vi capita di leggere, mi ha detto sì, la pubblichiamo per un'altra questione. Non può fare sacerdozio alle donne e matrimonio ai preti, non che ci obbliga a sposarci, per carità, ma che ci sarà il sacerdote celibe e il sacerdote sposato. Papa Francesco non in testa ce l'ha, ma in situazioni in cui sta vivendo la Chiesa non può. Già lui ha grosse difficoltà dentro la Chiesa, nel Vaticano, io ho vissuto a Roma, conosco certe cose qui dentro, è difficilissimo, capire una storia di 2000 anni, sta facendo già moltissimo, ma non può, perché qualcuno lo accusa, perché non fai il sacerdozio alle donne, non può farlo in questo momento. Sarebbe la scissione, come si chiama, alcuni che si separano dalla Chiesa. È una cosa che arriverà gradualmente, arriverà anche la possibilità ai sacerdoti, c'è già il rito copto, cattolici, possono sposare, perché non acculti? E cosa, perché la donna no? Scusa, ma i primi sacerdoti erano donne, Gesù a chi è apparso? Alla Maddalena. Non si fidava degli uomini, secondo me, Gesù. Il messaggio del Vangelo ha portato avanti le donne, il fatto che lui si è fatto riconoscere dalle donne, la Maddalena, eccetera. Le donne nelle prime chiese avevano la stessa importanza delle figure maschili. Poi ha prevalso la visione maschilista anche dentro la Chiesa, ma tornerà. Io non la conoscevo, sono anziano, ma voi sì. Le nostre nipoti, non figlie, nipoti, penso. Sì, io so che alle donne per il matrimonio con i preti arriverà 10-20 anni, non lo so, ma la strada è quella. E sono d'accordo e vorrei dal cielo vederla. Sì, perché il mondo cammina e se va avanti.
Quindi sono completamente d'accordo con chi ha queste posizioni, perché sono importanti. Tanta gente anche per questi motivi si è allontanata dalla Chiesa. Sarà un'apertura per dare a tutti la possibilità di conoscere Gesù Cristo, perché l'abbiamo noi un po' bloccato. Speriamo davvero. No, forse altre no, domande domande così no, commenti stiamo leggendo, Che tutti ce i ne complimenti per la grande apertura mentale, per il modo di tenere legato alle sue parole, soprattutto complimenti. Domande non ne abbiamo altre. L'importante è che io non volevo convertire nessuno della mia idea. Mettere in parlo e dire, ma forse il suo credi un vago strano, ma ci penso. Questo incontro poi sarà visualizzato anche successivamente, quindi continueranno a esserci dei commenti, delle cose. In genere riusciamo a raggiungere dei numeri molto alti, delle condivisioni anche molto, molto alte. Quindi senz'altro. Io sono un po' allergico, lo sapete che adesso sto cominciando a imparare, ma i primi incontri fatti così ero in grosse difficoltà. Se non vedo la persona, però stavolta è diverso, a voi vi vedo. Mi sembra di parlare con voi, però ne ho fatto un altro dove non vedevo nessuno. No, così è proprio privativo, è proprio personalizzante. No, non relazione, quello dicevamo all'inizio. La settimana scorsa abbiamo fatto un incontro con Michela Cappone, il magistrato, con il giudice. Con Michela, sì. Quindi abbiamo avviato tutto un discorso, ma era soprattutto con lei che volevamo proseguire un po' su queste indicazioni. Michela è un buon rapporto di collaborazione. Ce l'ha detto. A noi piacerebbe moltissimo poter avere prossimamente, successivamente, insomma, più in là, un altro di questi incontri. Sì, però bisogna farci vari. Sì, preferibilmente. Senz'altro. Quindi la inviteremo di nuovo, magari all'aperto, insomma, adesso nei prossimi mesi, con la bella stagione, sarebbe un bellissimo regalo per noi, ma anche per la comunità. Bisogna confessare, è un piacere anche per me, siamo umani. A me riesco nel tempo a farlo, però poi sono contento di aver potuto esprimere le mie idee, perché non tutte me le fanno esprimere. Ecco, ma noi siamo delle pungolatrici. Dicevo, tanto argomenti ne troviamo, abbiamo capito che le troviamo, sì. Bene. Grazie Donatore per questo. Stavo ascoltando, mi scuso se sono stato un po' incasinato. No, assolutamente no. Qualche spunto di riflessione ci sarà stato. Grazie a voi dell'opportunità di questo lavoro culturale che fate, perché questo è il nutrimento. Mangiare il corpo per poterci nutrire, ma bisogna nutrire qua, la testa. Grazie ancora. Grazie. Alla prossima allora, Donatore. Alla prossima. Grazie ancora, arrivederci. Tanti saluti a tutti, vi ringraziamo. Al prossimo incontro. Grazie. Arrivederci Donatore. Grazie.